Cari amici, alle mie spalle vedete il simbolo di un'epoca, è una delle scene più importanti del film Un borghese piccolo piccolo, in cui oltre 40 anni fa un splendido Alberto Sordi si faceva giustizia da solo per chi gli aveva ammazzato in una rapina il figlio. È successo che in Germania è stato catturato dopo 27 anni un medico, un cardiologo, quindi anche una persona benestante, piena di soldi, che in Francia sedusse e sposò la ex moglie di un tale, di una persona, e nell'82 violentò e uccise con un'iniezione la figlia di queste due persone e poi ulteriormente ammazzò un'altra ragazza, sempre in Francia, ma quando le cose andarono di traverso scappò in Germania e circolava liberamente sul suolo tedesco, nonostante che per le insistenze di questo pover'uomo, di questo André Bamberski, la giustizia francese fece i suoi passi fino al terzo grado di giudizio e fino a che condannò in maniera esecutiva questo tizio per l'assassinio della ragazza. Ma questo qui era in Germania e la Germania non ha ceduto l'uomo alla giustizia francese. Ma dopo 27 anni, casualmente, questo signor cardiologo è stato trovato davanti al tribunale che lo aveva giudicato colpevole una mattina, legato, pesto, sanguinante, imbavagliato, perché qualcuno era andato in Germania insieme ad altri 3-4, l'aveva cercato, lo aveva preso con un sacco addosso, lo aveva legato per bene e se lo era portato in Germania. Bene, è sbagliato, non ci si fa giustizia da soli, tutto quello che vi pare. Ma una frase, che è quella che ha detto l'avvocato, ve la voglio dire. Il signor Bamberski non aveva il diritto di fare ciò che ha fatto, ma ne aveva il dovere morale. Ecco, io non vorrei arrivare a un punto in cui poi ci si debba fare giustizia da noi. Lo Stato deve esserci, deve tutelare le vittime dei delitti, non gli autori dei delitti.